Questo frutto è la castagna. 70 anni e non sentirli. La festa dei marroni a Combay ha inaugurato la sua 70ª edizione e pare non risentire minimamente del tempo passato dalla sua prima apparizione nel lontano 1944. Una festa anzi cresciuta nel corso della sua lunga storia, che ha visto negli anni più recenti la consacrazione nell'Olimpo dei prodotti IGP del pregiato marrone delle Prealpi trevigiane. Oggi come allora la festa di Combay è soprattutto, appunto, una festa, l'occasione in cui la comunità si riunisce attorno al simbolo più rappresentativo del suo territorio, riscoprendo costumi e tradizioni che a 70 anni di distanza sembrano non invecchiare mai. Per noi è un avvenimento eccezionale perché arrivare a 70 anni con questa festa e con la vigorosità che abbiamo anche adesso credo che sia una cosa bellissima, anche perché tutto il paese partecipa in questo e è anche orgoglioso di avere questa grandissima festa. Io la sento particolarmente mia perché io vengo da questa frazione che è la frazione di Combay, appunto nel comune di Miane, e sin da piccola ho vissuto step per step proprio tutte le fasi di questa grande festa e di questa grande iniziativa, e quindi sono particolarmente contenta di essere io sindaco e di inaugurare questo 70° anno. Ricchissimo il programma di questa 70ª festa dei marroni di Combay. Fino a domenica 2 novembre il piccolo borgo ai piedi delle Prealpi sarà il centro di una miriade di eventi, tra degustazioni, sport, mostre di artigianato ed arte come il 16° simposio di scultura. Grande protagonista sarà sempre il Marroni IGP, che nonostante la difficile annata non sembra ancora temere la crisi. Siamo sicuramente ancora in un anno difficile, però siamo fiduciosi perché vediamo che c'è un certo miglioramento, specialmente per quanto riguarda la vegetazione delle piante, per cui il prossimo anno avremo sicuramente una produzione maggiore. Tra una caldarrosta e l'altra la festa sarà anche un'occasione per scoprire i tanti modi di impiegare il marrone in cucina. Abbiamo messo in piedi un essiccatoio sempre a legna per le castagne, per produrre la farina, per fare appunto le torte, i biscotti, il gelato al marrone e la birra ai marroni, e quindi stiamo cercando di dare anche qualcosa in più al consumatore. Con circa 40.000 visitatori ogni anno e un consumo totale di 120 quintali di marroni, la festa di Combay è uno dei grandi eventi che fanno crescere il turismo nella Marca trevigiana. Un grazie al Proloco, perché senza il Proloco in questo momento non potremo assolutamente fare questi eventi. Un grazie a tutti coloro che credono ancora con amore al nostro territorio, ai nostri prodotti di qualità, ai nostri prodotti salutari, che sono importantissimi per l'economia turistica ma anche per il ben vivere. Io voglio rinnovare l'invito a tutte le persone per venirci a trovare, per vedere il nostro paese e la nostra comunità e gustare quelli che sono i nostri buoni prodotti. Quindi vi aspettiamo tutti, speriamo numerosi, perché le giornate sembrano davvero fortunate. Senza chiedere perché diventerà marron glacé.